Allora vi dico, scusate, c'è una regola, insomma, è una linea che noi vogliamo mantenere. La linea è questa: essendo non professionisti, nessuno di loro è professionista, e quindi non abbiamo nemmeno il sipario, non l'abbiamo portato, abbiamo un drappeggio virtuale, è rosso, lo vedete? È talmente virtuale che tutti quanti l'hanno già figurato davanti ai propri occhi. Io pigerò un bottone anch'esso virtuale, si aprirà, l'artista verrà qui sotto il faro di fascia di luce e proporrà per 30 secondi il pezzo che ha deciso di essere testato. Non sono ammessi fischi o qualsiasi altra cosa di disapprovazione, non ci interessa. Piuttosto, se la cosa non dovesse essere di vostro gradimento, astenetevi dall'applaudire, ma nel caso contrario regalate, insomma, quell'applauso, quello che sarà. Io partirei assolutamente con lui. Prego, da questa parte sul bollino nero è Mario, per cui, per piacere. Come va? Una favola, tesoro. Sto cercando di capire a quale favola lui si riferisce. Ah, pensavo alla principessa quella. Bene. Bianca. Ok. Noi abbiamo preparato qualcosa per questo bellissimo pubblico, prima ancora che io apra il sipario, giusto per avere un'anticipazione. Allora, abbiamo preparato io una cover. Una cover? La cover è quella che sta prima del recover. Ho capito, è una cosa che insomma andremo a vedere come si mette la. Quindi c'è proprio questo biscottio veramente, non crediate. Prego, una cover di? Una canzone napoletana. Caso, antica, sì, che periodo? Periodo prima degli anni 60. Quindi del 59? Prima del 59. E il titolo, per così lo dico, cercherò di formulare bene affinché loro possano comprendere che titolo sta, ricordi il titolo? E non sta bene. Scusate, ragazzi, quei due col camice bianco, per piacere. Quando è successo? Nel 59, proprio sarà guarita questa ora l'abbiamo detto. Prego, quindi ti prego lì e poi faremo un collage. Un'unione tra il moderno e l'antico. Un'unione tra il moderno e l'antico. Ok, posso andare? Ok. Ma questo qui è. No, per capire come. Pensavo che fosse proprio. Non posso io perché insomma. Sta meglio da te sicuramente. Ok, dammi dentro. No, Claudia. In arte zia Wilma, perché sono una drag queen, caro. Ah, ecco perché! Allora, lui sì, allora, un altro presidente. Sipario, giù! Applauso! Buonasera amici! Bene, siamo giunti al momento che tanto aspettavamo, siamo in collegamento diretto con la musica napoletana, datata 59, nella viva voce di... Zia Wilma. Zia Wilma. Allora, zia Wilma. Ragazzi, è un po' di peluria ogni tanto, sapete che fa. Può succedere. La zia Wilma oggi vi offre qualcosa di veramente inedito. Sì, il titolo, scusa, vuoi dirlo? E non sta bene. E non sta bene. Non sta bene, pensa se stava meglio. Prego. Signore Sipario, applauso, zia Wilma. Bella, ma faccia bello, con l'occhio bello, una stella sì. Tu questi ponte stelle mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva ma scusata fino un mese, ma tu dicesti non tengo da fare. Ho fatto caso, devo andare, ritornare per sia, che mi importa di scusare. E non sta bene, se la mia Maria mi spacchi il cuore, non mi si è Maria.
in una cassa sì, se tu resti con me, tu compri su, si tu come se povera, ti discatte sì, tu compri su, del tuo sessione, perché non frega. Tu che dammi, prima di trovare a me dieti,